Bravi tutti, bravi tutti. Allora, amici pelini, buongiorno, perdonate, buon pomeriggio, perdonate il ritardo, il video non vi è arrivato di mattina perché volevo approfondirlo veramente per bene, perché questo è il momento delle analisi approfondite, non di metterci uno contro l'altro, perché è chiaro che la situazione Osimhen-Garcia è l'esempio di quello che poi divide i tifosi, l'opinione pubblica e quindi divide anche all'interno della squadra. Cominciamo. Allora, benvenuto Xestro, è un nome particolare. Benvenuti tutti i nuovi iscritti, io sono Valerio Fluido e parliamo di questa partita. Lasciate like, quelli aiutano me, non so se aiutano la squadra, ma aiutano sicuramente me e io sono sempre molto grato della nostra oasi azzurra dove si fa analisi, ci sono discussioni anche accese, come è giusto che sia, perché siamo passionali, appassionati. Ma tutto a posto? Non lo so, perché si era bloccato tutto, perché capita bloccarsi, è la squadra che si blocca nelle sue paure, nei suoi timori, nelle sue insicurezze. Allora, abbiamo screenshot, pochi, giusto 3, perché poi non ci sono azioni da gol, ma ci sono due cose belle, una cosa non bella, e poi parliamo di tutte le cose, le pagelle, le parole di Garcia, le ho sentite le parole di Garcia, andiamo a parlarne con calma, e partiamo dalla situazione degli XG, che dimostra che il Napoli ricomincia a creare un pochino. Questo è il migliore XG dopo Sassuolo dall'inizio della stagione, va però contestualizzato, perché quello di Sassuolo, dove andammo oltre i 3 punti di XG, c'era una squadra contro che era rimasta in 10 uomini, quindi lì hai creare, sempre bene creare, non diminuiamo, non sottovalutiamo quando si crea anche con le squadre più scarse, anche con le squadre in difficoltà. Fare questo XG contro il Bologna, che gioca bene, che non gioca a caso e che hai costretto a fare una partita più difensiva, è un'ottima cosa, però contestualizziamo l'XG, perché ovviamente sale tantissimo quando si va ad analizzare questo, che è ovviamente il rigore mancato da Osimhen, già 0.76, quindi già quasi la metà dell'XG si fa con il rigore te lo devi conquistare, ottima azione di Zielinski con Kvara, te lo sei conquistato. Questo è poi quello che rende il Napoli più pericoloso, perché poi c'è quel tiro di Osimhen che va sul palo, 0.30, ma quello che si mangia a Kvara è clamoroso, è clamorosissimo, perché evidentemente ci arriva carico, non ci arriva convinto, non ci arriva con la vena. La vena, e ce l'aveva spiegato Spalletti, la vena è quello che ti fa fare quel gol. Là non si tratta di tecnica, non si tratta di niente, il dribbling, prova il dribbling, no, là è la vena, cioè tu stai là, ti arriva il pallone, non gli arriva nemmeno sporco, doveva solamente appoggiarlo in rete, e lo andremo a vedere. Quindi il Napoli sì crea gli XG, ma non è tanto importante questo dato dell'XG che il Napoli crea, è importante ed è positivo l'XG che non fa fare al Bologna, che è una squadra che si muove bene in campo, che non fa cose a caso, e quindi io avevo molta paura del Bologna e lo ritenevo un avversario piuttosto del Braga, sinceramente, però sotto questo punto di vista bene, e i miglioramenti si sono visti in qualcosa di specifico, e andiamo a vedere con gli screenshot. Allora, eccoci qui. La prima situazione è questo bellissimo lancio di Raspadori, passaggio al volo che manda Osimhen in porta, che scatta, vedi bene Osimhen che aspetta, non va oltre il difensore perché tanto sei più veloce e te lo freghi. Bene che Kvara sia qui, perché quando l'azione si sviluppa sulla destra è bene che accorci, potrebbe stare più alto anche Olivera. Situazione del terzino sinistro secondo me è importantissima, perché stanno underperformando sia Olivera che Mario Rui, e questo manda in difficoltà anche Kvara, non per giustificare il ragazzo che sta attraversando un periodo non ideale, però mettiamoci tutto dentro perché è importante. E quindi quando Osimhen riceve, controlla, spara, la tocca pure Skorupski, andate a rivedere l'azione, la sfiora e la palla, altrimenti sarebbe stato ancora più probabilmente palo interno gol. Skorupski la sfiora e la palla finisce su Kvara, andiamo a vedere
vedere è veramente pazzesco. Qua è quando la palla ha già colpito il palo e sta ritornando sui piedi di Kvara, che la cicca di sinistro, la palla finirà fuori, c'hai tutto lo specchio, stai arrivando, non sei marcato. È proprio una situazione clamorosa, e se non fosse Kvara probabilmente saremmo molto più severi nel giudizio con il ragazzo, non perché siamo innamorati di Kvara, anzi molti ne stanno parlando, però per quello che ci ha dimostrato è chiaro che ha un po' di credito, il famoso credito che avevamo dato ad ADL quando vedevamo il mercato un po' a rilento, quando vedevamo delle scelte un po' discutibili, tutti quanti un po' possibilisti, dice aspettiamo, magari ADL ha ragione anche questa volta, e invece stiamo vedendo che non ha avuto ragione, quindi il credito che abbiamo dato in effetti si è esaurito. Non vorrei si esaurisse anche il credito di Kvara, che adesso se si ossessiona per il gol diventa un problema. Se invece gioca semplice, se invece lo aiutano, se invece lo metti in condizione, e magari io insisto, fai giocare Lindstrom lì e fallo entrare dopo. Si è creato un cortocircuito, perché se lo avessi fatto già col Bologna, Garcia, non avresti dovuto sostituirlo un'altra volta, creare di nuovo quella situazione. Kvara è stato zitto questa volta, il problema l'ha creato Osimhen, però questo crea un pochino di disagio all'interno dello spogliatoio e di morale di tutti i ragazzi. Tutto sulle spalle di Kvara non si può fare, perché è il più giovane di tutti quanti, e al di là del fatto dell'ingaggio che ogni tanto ripeto, è un peccato. Alla fine lui fa insieme a Zielinski l'azione decisiva che poteva farci vincere la partita. Quindi anche un Kvara al di sotto delle sue possibilità, anche il Kvara dei 6 mesi finali va più che bene nel Napoli, ed è un giocatore che non hanno le altre squadre di Serie A. Anche un Kvara underperformante è comunque meglio di altri giocatori al massimo della loro forma, questo vorrei sottolineare, però in questo momento non va. E non va, bisogna dirlo. Un'altra cosa positiva del primo tempo si è visto subito dall'approccio, ma è durato abbastanza per tutto il primo tempo, linea molto alta dei difensori, quindi il Napoli ha fatto questo dominio territoriale, il possesso palla del Napoli era molto all'interno della metà campo del Bologna, abbiamo schiacciato il Bologna nella sua metà campo, probabilmente era anche la partita che voleva fare il Bologna, perché Thiago Motta l'ha studiata così, sa che il Napoli tende in questo periodo ad intrupparsi per vie centrali, non allarghiamo il gioco tanto, e quindi ci aspettavano, hanno fatto blocco, guardate come sono corti, questo è Zirkzee, quindi bravo Thiago Motta, bravo il Bologna, però bravi anche noi a tenere la linea alta, quasi costretti a farlo, e questo è già una cosa interessante, vuol dire coraggio. Il coraggio è importante, anche rischiare che ti fanno una pallata. Zirkzee non è un velocista, quindi loro non hanno questa possibilità di mandare in avanti uno veloce all'Osimhen che ti può fregare dietro la linea alle spalle. Questo vuol dire che è stato anche pensato, è stato ragionato, e quindi si è tenuta la linea un po' più alta. Qualche miglioramento si intravede, è abbastanza? Evidentemente ancora no, però se si insiste con prestazioni di livello poi i gol arriveranno e qualche cosa si farà in questa stagione. Andando ai numeri anche un po' più spiccioli, alla fine c'è parità, c'è un equilibrio totale di possesso palla tra Napoli e Bologna. Quello che va sottolineato è che il Bologna lo fa di più nella sua metà campo, mentre il Napoli equilibria, metà lo fa nella metà campo del Bologna e metà lo fa nella metà campo propria, quindi bene, ma il Napoli deve aumentare quella che è il possesso palla nella metà campo avversaria, così sei più pericoloso, li stanchi di più e qualche errore da parte loro può arrivare. L'Hitmap ci conferma che il Napoli gioca troppo al centro e non allarga abbastanza, e c'è secondo me una particolarità che si può vedere dalle posizioni medie. Ora leggiamola bene, qua sopra di me è il Bologna, poi dall'altra parte c'è il Napoli. Si sottolinea ancora una volta Raspadori abbastanza interno, come sue caratteristiche tende ad accentrarsi per stare al centro del gioco. Qua vedete il Bologna, questo intruppo qua è secondo me un problema di come il computer, di come l'algoritmo reagisce a una cosa che Thiago Motta fa spesso. Il 10 e l'11 si cambiano di posizione spesso, perché Carlson e Ndoye si alternavano a sinistra e a destra, si incrociavano, di conseguenza la posizione media resta falsata e li troviamo entrambi al centro, ma non era così. Io ho detto mi si sono proprio fermati là, a quel punto si poteva allargare sulle fasce, potevano scendere i terzini, e invece non è così, risulta così ma non è così. Però
è importante se facciamo un paragone con l'anno scorso, e ho cercato perché è difficile fare il paragone con quale anno scorso fare il paragone, con il Napoli di inizio stagione, che però aveva uno Spalletti che già conosceva il Napoli da 2 anni, con il Napoli di 2 anni fa di Spalletti, però all'epoca c'era Insigne, c'era Ospina, c'era Fabian Ruiz a centrocampo. È difficile fare un paragone con quello. Allora ho preso comunque Bologna-Napoli per almeno avere lo stesso avversario e comunque nelle condizioni di stare in trasferta. Paragone comunque disomogeneo, perché il Napoli era ampiamente campione d'Italia e quindi, come vedete, ci sono dei numeri che per noi non sono familiari. Terzino destro non c'è Di Lorenzo, c'è Beresischi. Esterno non c'è Lozano, non c'è Politano, c'è Zerbin. Però notate Zerbin quanto sta largo, e questa poi è la decisione. Il Napoli aveva già vinto, non c'è il problema, però Spalletti l'aveva preparata così, per allargare perlomeno o per caratteristiche sue di Zerbin, per allargare le maglie del Bologna. Tiene uno largo, e vedete anche Anguissa sta più vicino, sta più sulla destra, mentre adesso lo vediamo più verso il centro, alle volte prendere proprio il posto di Lobotka. Ecco, sotto questo punto di vista secondo me il Napoli può lavorare e cercare di allargare un pochino più sulle fasce. Con chi? Con Lindstrom, perché se metti Lindstrom sulla destra è uno che gioca col destro, deve puntare l'avversario, deve andarsene il dribbling, deve tentare qualche cross, anche se non è la sua caratteristica migliore, ma se ne deve andare su quella fascia e creare un pochino di possibilità. Non lo so se è nelle sue caratteristiche, perché anche Lindstrom è probabilmente uno che si accentra, e quindi lì bisognerebbe chiedere al mercato: ci avete pensato bene quando avete preso Lindstrom al posto di Lozano? Era la figura che serviva? Oppure, come io ho intuito qualche tempo fa, e posso sbagliarmi, non siamo riusciti a prendere Veiga, utilizziamo questi soldi che abbiamo, perché altrimenti ci dobbiamo pagare le tasse, individuando un calciatore di grande prospettiva, ma non l'abbiamo pensato per la squadra, per giocare quest'anno in un certo modo. Era un colpo da fare, il Napoli lo prende e poi si sviluppa, un po' come si è fatto con Raspadori, un colpo da fare, un'occasione, utilizzato poco l'anno scorso, e adesso si cerca di sviluppare, si cerca per forza un posto per Raspadori per giocare. Ecco, questi sono un po' i numeri della partita, e questi sono interessanti. Ho sottolineato un po' i numeri più importanti secondo me. È tornato Anguissa che gioca, vedete, 74 BP, palle giocate, ball played, quindi è quello che ne gioca di più, quindi molto più nel centro del gioco, si fa vedere moltissimo. 96% di passaggi riusciti, 96% di passaggi riusciti vuol dire che è stato più preciso, e anche palle recuperate 7. Quindi grande partita di Anguissa, sempre nel benino. Alla fine il voto per me sarà 6, tra il 6 e il 6,5, ma mi vado in difficoltà a dare più di 6 a una squadra che comunque pareggia a Bologna e dice addio al campionato. Quindi va anche contestualizzato sotto questo punto di vista il voto. Però il ritorno di Anguissa è un ottimo segnale, e speriamo che non ci siano problemi. Il report dell'allenamento non ci dice niente su Anguissa, quindi magari è stato un momento. Speriamo, è rientrato in campo, ha corso, quindi speriamo che fosse solamente un po' di paura, un po' di stanchezza, perché la partita l'aveva fatta. Al contrario, troppo pochi palloni giocati da Raspadori, che non riesce a entrare nel vivo del gioco in quella posizione dalla destra. Pochissimi quelli di Osimhen, ma Osimhen è un puntero. Sono andato a vedere anche i numeri delle altre partite con Spalletti, non deve giocare, non è la punta che viene dentro e gioca tanti palloni. Era una cosa su cui Spalletti stava lavorando, ma Osimhen tende ad essere il finalizzatore. 59 palloni giocati per Kvara, non sono pochi, e vedete anche il 6 di palloni recuperati, gli intercetti di Kvara, che era sul pezzo sotto questo punto di vista, ma poi poco lucido quando doveva puntare l'avversario e andarsene in dribbling. Per quanto riguarda i difensori, molti passaggi per Ostigard, ma altrettanti per Nathan, con 55 passaggi. Nathan, segnaliamo un 93% di percentuale, insomma, di passaggi riusciti, che non è male. Quindi sotto questo punto di vista la coppia difensiva, che ha sofferto poco perché Bologna non ha creato tanto. Ostigard si è fatto fare un tunnellino da Zirkzee in quell'unica parata di Meret, però si può dire che Nathan ha retto bene l'esordio, pulito, senza fare niente di straordinario. Non gli si chiede niente di straordinario, e va bene così, anche perché
confermato l'infortunio di Juan Jesus, confermato quello di Rachmani, dovranno fare gli straordinari questi due. È chiaro che la presenza di Osti Cadenata secondo me penalizza un po' Di Lorenzo, che guarda un po' all'indietro e si butta meno dentro, però vedete Di Lorenzo comunque riesce a giocare 72 palloni, Oliveira ne gioca solamente 41, e quando entrerà Mario Rui ne tocca solamente 29. Un tempo a testa sono pochissimi i palloni giocati e ancora percentuali basse per Mario Rui. Stanno venendo meno lì sul terzino sinistro, e quella fascia che non sta funzionando alla grande. Molto meglio Zielinski, anche con i 2 passaggi chiave, e Lobotka partita media, leggermente al di sotto dei suoi standard, ma più o meno siamo lì. Allora, andando all'analisi dei numeri, delle prestazioni, Meret 6, la parata la fa, poi per il resto poco impegnato, continuiamo a vederlo abbastanza alto con l'intervento di testa al limite dell'aria, benino. Do 5,5 a Di Lorenzo per le motivazioni che vi ho detto prima. Si doveva secondo me preoccupare anche un po' troppo, forse ti dovresti fidare di più, ma lo capisco il capitano. Un occhio più alla difesa che non in attacco, non funziona come funziona con Politano. L'intesa con Raspadori, il Napoli non sviluppa tanto su quella fascia. 5,5 Ostigard perché quel tunnel lo subisce, per il resto niente di che. Do 6 a Nathan che insomma fa un ingresso positivo. 5,5 Oliveira, qualcosina nel primo tempo, che solo il primo tempo ha giocato, però qualcosina la fa, però non incide troppo poco. Qui sufficienza per Anghissà, Lobotka e Zielinski per motivi diversi. Probabilmente Zielinski che da qui illumina per Kvara, qualcosina in più la fa, Anghissà in miglioramento, Lobotka un pochino al di sotto dei suoi standard, però secondo me sufficienza per tutti, perché comunque pareggio con Bologna vuol dire che qualcosa in più andava fatto e non si è fatto. 5,5 per Raspadori, che non mi sembra è riuscito ad arrivare al tiro e quindi sale un pochino, non funziona su quella zona, almeno ieri non ha funzionato. Do 5,5 a Kvara, qualcosina la crea sempre, il rigore se lo procura lui, ma non posso dare la sufficienza quando ti mangi quel gol che era assolutamente nelle sue corde. Do 5 ad Osimhen per il rigore sbagliato, fa il paio con il palo preso, si danna sempre l'anima, e forse un po' troppo, perché quando poi arriva quella contestazione aperta alla luce del sole all'allenatore, si crea la divisione totale al 100% tra i tifosi. Ho letto tutti i commenti, c'è chi se la prende con Osimhen, poi 15 milioni, pensa a segnare i rigori, non permetterti di parlare con Garcia, e chi difenderà Osimhen dicendo Garcia lo stai rovinando. Io ritengo che veramente capisco entrambi i lati, nel senso che non voglio vedere sceneggiate in campo da parte dei miei calciatori. La sceneggiata mi fa capire un disagio, e quindi io che faccio l'analisi della situazione del Napoli è bene che veda questa cosa, però non è bene che la vedano tutti, perché poi l'avversario ci specula, l'avversario ne giova di una situazione non serena. Contemporaneamente Garcia, anche Spalletti tolse Osimhen con il Napoli sul pareggio con la Roma, e poi Simeone fece il gol. Grande coraggio di Spalletti. Se Simeone avesse fatto gol in quei pochi minuti avremmo parlato di grande coraggio di Garcia. Non dico che mettersi a 2 punte all'86esimo ti fa vincere la partita, molto spesso aggiungi una punta, perdi il controllo del centrocampo e non giochi bene, di nuovo ti affidi alla pallata e non è il caso. Però la gestione di queste sostituzioni potrebbe essere pericolosa per il morale dei ragazzi. Se è arrivato all'86esimo, o lo fai giocare di più a Simeone, decidi che non è giornata, oppure valuti ha sbagliato anche il rigore, se lo sostituisco mi fa la scenata. E anche il conoscere i ragazzi, no? Spalletti aveva imparato a conoscere dopo 2 anni anche come reagiscono alle varie cose, e quindi toglierlo sul finalissimo coi nervi tesi secondo me è stata una cosa sbagliata. Non hai né gratificato Simeone con quei pochi scampoli, né hai cambiato la partita, hai fatto arrabbiare dopo Kvara, hai fatto arrabbiare anche Osimhen, quindi sotto questo punto di vista non ho condiviso la sostituzione, come non condivido la contestazione a cielo aperto, anche perché non sei allenatore, è lì il problema.
Osimhen non è allenatore, chiedi di mettere a 2, è un po' il tifo, Osimhen ha fatto il tifoso, mettiti a 2, gioca, metti un altro attaccante, dobbiamo vincere la partita. Funziona proprio così nel calcio, se hai un'idea ben precisa si sviluppa e si arriva al gol anche con una punta, perché poi tutti i gol che il Napoli fa l'anno scorso li fa con una punta, non con 2 punte. Il forcing non sempre, non siamo nemmeno la squadra che ti porta a queste cose. Dopodiché ovviamente i cambi portano poco, anzi forse secondo me il Napoli ha fatto meglio nel primo tempo. Mario Rui al posto di Olivera, Politano al posto di Raspadori, Elmas al posto di Kvara. Ho dato 5,5 a Mario Rui, 5,5 a Politano, 5,5 anche a Elmas, non incidono assolutamente. Entra Simeone senza voto, troppo poco, non puoi giudicare Simeone, e al posto di Lobotka entrerà Cajuste. Insomma, l'abbiamo vista la partita, non c'era niente da fare, era pure una partita così, alle volte esistono, ma il Napoli non può più permettersi di fare partite così, non può più permettersi di affidarsi, di avere l'alibi della partita storta dove ti va tutto male. Adesso devi cominciare a macinare gioco, gol e punti, perché altrimenti sei troppo lontano dalla vetta. E quando il Napoli si allontana dalla vetta, al di là del discorso scudetto, si rischia anche per il quarto posto. È una cosa storica per il Napoli, si perde il contatto, non si dà più il 150%, qualcosa te lo perdi per strada e rischi tantissimo. E quando questo avverrà, se avverrà, De Laurentiis altro che bravi tutti, ci saranno altri tipi di tweet, ci possono essere silenzi stampa e ci può essere la distribuzione delle responsabilità, perché in questo momento Osimhen, quindi Osimhen in quanto i giocatori devono dare di più, Garcia con le sue scelte, con il gioco che non convince, anche se stiamo vedendo delle cose più simili all'anno scorso. Quindi il tifoso che dice Garcia ha tolto Lobotka dal centro del gioco, ma è più o meno lo stesso, andatevi a guardare i numeri, io per questo sto prendendo i numeri, è più o meno lo stesso. Il Napoli deve fare le cose in maniera più veloce, le deve fare in maniera più precisa, deve azzannare di più nella riaggressione, così non dai proprio spazio agli avversari di muoversi. Però questa divisione, la divisione delle responsabilità, adesso abbiamo giocatori, Garcia, e ci dimentichiamo di ADL che dice bravi tutti. Dobbiamo tenerlo presente che questa stagione nasce con un mercato a risparmio fatto abbastanza in ritardo, con obiettivi non chiari ma ribaditi poi da Garcia. Dobbiamo entrare nelle prime 4, questo è il diktat della società, valorizzare probabilmente Raspadori, e la situazione dei rinnovi tenuti a metà, non riusciti, secondo me non aiuta il corretto svolgimento poi del lavoro in allenamento. Qualcuno potrebbe essere scontento perché gioca poco, qualcuno potrebbe essere scontento perché guadagna meno di altri che giocano di meno, e insomma è la solita cosa. Se si vince va tutto bene, se non si vince a galla sale l'insofferenza. Di conseguenza, io dico sempre sto fatto di conseguenza, ma non significa niente, è un intercalare. Teniamoci in contatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like se questo approfondimento vi è servito a capirci un po' di più, oppure non cambia assolutamente nulla. Domani non ci sarà conferenza, come ci hanno detto, pre-partita con l'Udinese, quindi la faremo noi, però dovrò fare un video unito in 2 perché dobbiamo fare il recap della Serie A, capire le altre come si stanno muovendo, quindi lo preparo subito e vi arriva domani mattina. E facciamo anche il pre-partita con l'Udinese, perché l'Udinese è una di quelle squadre che non segna, ma con l'ultima partita con la Fiorentina ha creato moltissimo. Attenzione a non risvegliare anche l'Udinese, perché non mi sembra proprio il caso. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e chi è arrivato fin qui sappia che siete i miei eroi e che stasera me ne vado pure a Canale 8 per questi approfondimenti.